trattoria-ristorante Al Wagon. Benvenuti in questo nuovo video in cui torniamo dopo più di 3 mesi a visitare i vari ristoranti di Venezia. Oggi andiamo in una trattoria frequentata da tassisti acquei e dai veneziani, per cui una buona cosa. Ho sentito veramente parlare bene e tutti ci passiamo accanto almeno una volta per andare in centro. La trattoria Al Wagon. Siamo in campo Santi Apostoli e dopo esserci trovati per il solito spritz di rito accompagnato da un Ugo con Mario e Celeste, ci siamo diretti attraverso il sottoportico di Santi Apostoli verso il ristorante. Come vi dicevo, dopo il ponte c'è un bellissimo sottoportico e fatto tutto il sottoportico, proprio prima di arrivare al ristorante abbiamo una bellissima curiosità storica. Una lastra in pietra d'Istria, testimonianza unica del XVIII secolo. Essa rimanda al 29 ottobre 1727, allorché il governo veneziano si mise d'impegno nel contrastare un fenomeno piuttosto dilagante in città, il contrabbando del pane. Su di essa è inciso l'editto su ambedue i lati che vietava di cuocere, trasportare e vendere il pane se non all'interno dei panifici cittadini autorizzati, pena dure sanzioni. In giro per Venezia se ne trovano altre, vi ho già citata quella in pescheria delle misure del pesce, altre che regolavano i giochi per strada e altre contro le bestemmie. Dopo questa parentesi storica, arrivata la Nicoletta, ci siamo seduti. I tavolini fuori sono paralleli a un rio in cui passano le gondole e le altre barche. Molto carino, forse un po' turistico, però gradevole anche per i veneziani. Bellissima la bandiera sul Rio della Serenissima di San Marco e appena arrivati ci siamo messi a studiare il menù. Menù tipico della tradizione veneziana, principalmente di pesce, antipasti, crudità di pesce, gran seola, misto di pesce, cicale di mare, gamberi bolliti, olio e limone, insalate di piovra, cozze e vongole alla marinara, sardine saor, ostriche, capesante, baccalà mantecato e qualcosa di carne, tagliere misto o prosciutto di San Daniele melone, caprese o verdura alla griglia. Come primi si va dalla zuppa di verdure, spaghetti al pomodoro, spaghetti frutti di mare, al nero di seppia o alle vongole, bigoli in salsa e toglioline all'astice, poi risotto di pesce, zuppa di pesce o vermicelli alla scogliera. Per quanto riguarda i secondi, frittura mista, scampi alla griglia, seppia alla veneziano alla griglia, salmone o sogliolo alla griglia, rombo al forno con patate, grigliata mista, branzina al forno o baccalà misto. Varie anche le scelte di carne con filetto costato alla griglia, scaloppini al marsala, fegato alla veneziana, con diversi tipi di contorni. Devo dire che in questo ristorante abbiamo una grande varietà di piatti. Come vino abbiamo bevuto 2 bottiglie di Lugana. Per iniziare, loro hanno preso 2 antipasti alla marinara, Mario e Celeste, e Nicoletta un piatto di pesce crudo. Alla marinara. 2 antipasti alla marinara, giusto? E tu cosa hai preso? Ho preso crudo, pesce crudo. Pesce crudo, quello che piace un sacco a me. Misto. Per quanto riguarda i primi ho preso dei bigoli in salsa io e dei tagliolini all'astice per Nicoletta. Buoni. C'è, l'astice. Mario e Celeste hanno preso il risotto di pesce che volevo prendere io, però come al solito gliel'ho fregato e gliel'ho assaggiato. Buono. In salsa? Sì. Tu sì? Potevo non andare a visitare il bagno, per forza, un bagno molto neutro. Potevo non fare il bagno? Guarda che striscia che ho.
Per secondo abbiamo preso 2 piatti di frittura mista che non ho neanche ripreso perché ce la siamo mangiata subito, buona, media. Abbiamo poi assaggiato i dolci, molto buoni, 3 tipi di dolci. Ma sai che è strana sta roba? Però Cioè, ho fatto, questo cos'è, scusa, che dolce è? questo è semifreddo al croccante. Semifredda e croccante, meringata con qualcosa, e il tuo? Spumone all'amaretto. Spumone all'albaretto. Bene. Ed eccoci infine al conto e alle considerazioni finali. Abbiamo pagato 280 euro con 2 bottiglie di vino, antipasto, primo, secondo e dolci. 70 euro a testa nella media. Era una vita che volevo andare in questo ristorante perché i gestori sono miei amici di infanzia e Giovanna ci ha messo un po' a riconoscermi. Un ottimo posto per assaggiare un menù veneziano e non solo. Nella media gli antipasti e i primi, peccato per i secondi perché abbiamo assaggiato solo la frittura che era buona, ma penso che magari un giorno ci torneremo per assaggiare i secondi. Io comunque ve lo consiglio. I tavoli all'esterno sono proprio una bella vista. Ditemi comunque se volete vedere altri tipi di ristorante oltre a quelli tipici veneziani. Io continuerò a provarli tutti e noi ci sentiamo al prossimo che ancora non so cosa farò. Vedremo. Buona giornata. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!